buonasera a tutti, benvenuti, belli di Bella, ci siamo. Inizia una nuova puntata, la settimana, questa settimana, scusate il gioco di parole, la iniziamo alla grande con un appuntamento immancabile, l'appuntamento dell'agenzia Eventi Spettacoli Anima. Noi siamo pronti per dare il via come sempre a quelli che sono gli artisti, alcuni anzi degli artisti che fanno parte di questa fantastica agenzia. Intanto mettetevi belli comodi perché staremo insieme per 60 minuti. Come sempre voglio salutare tutti coloro che in questo momento ci stanno guardando sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera anche a chi ci sta ascoltando in FM, a chi ci sta ascoltando in DAB, a tutti coloro che ci stanno seguendo dall'applicazione e anche a coloro che invece sono collegati tramite i nostri social. Allora, questa sera abbiamo degli sponsor, quindi voglio iniziare con il ringraziare Teresa Zagami a Lentini, venditrice online per quello che riguarda il vostro outfit personalizzato. Quindi se avete bisogno di qualche cosa di particolare, avete voglia dell'outfit perfetto, andate, cercatela sia su TikTok sia su Instagram che su Facebook, Teresa Zagami, e il vostro look sarà completo a 360 gradi. Ringraziamo anche Ottica Sisili a Carlentini, al Viale Margellina, Contrata Margellina, pardon. Quindi se vi dovete fare gli occhiali, avete bisogno di un paio di occhiali da sole alla moda, che siamo nel periodo estivo e gli occhiali da sole ormai fanno il look, andate proprio da Ottica Sisili. Detto questo, direi che siamo pronti per iniziare ufficialmente con il nostro appuntamento. Quindi oggi si inizia in modo diverso, di solito sono io a doverlo tirare per farlo arrivare a cantare, invece oggi ci sta dando questa bellissima sorpresa di iniziare, quindi con grandissimo piacere accogliamo Carmelo D'Alessi. Buonasera, buonasera. Ciao Carmelo, ciao. Buonasera. Dov'è il maestro Salvo? Eccolo qua. Maestro Salvo, buonasera, ben arrivato. Tutto bene? Ne abbiamo caldo, ragazzi? Tutto a posto. Tutto a posto, ne abbiamo caldo, ragazzi? A voglia. Oggi è stata un'altra giornata abbastanza calda, ma non ci importa. Io sono felice quando c'è il caldo, si sta meglio, dai. In inverno si soffre troppo il freddo. Oggi inizi tu, Carmelo, che bella sorpresa. Stavo detto proprio questo, ogni volta ti devo tirare io per farti entrare, invece oggi ci hai fatto questa bellissima sorpresa. Sarai tu ad iniziare la puntata. Sì. Settimana scorsa, no, 2 settimane fa, hai dato in anteprima quello che è la canzone che uscirà a breve. Abbiamo registrato oppure ancora no? Sì. Sì? Sì, ora te la sto presentando stasera. Ah, quindi non lo sapevo, vi giuro, perché sono arrivati in ritardo, non avevamo avuto nemmeno il tempo di scambiare 2 parole. Quindi iniziamo con questa in anteprima. Iniziamo con questa. E poi dopo si vedrà. E intanto iniziamo con O Brevede, raga, versione 2000. No, è una canzone nuova questa. Aspetta, no, allora. È sbagliato. Io ho detto 2 settimane fa abbiamo concluso con una nuova veste di O Brevede. Ho detto l'avevi registrata, no, quindi aspetta, perché qua ancora più patata bollente ci sta. No, questa è una canzone che ha scritto Vincenzo. Guarda lui. E stiamo facendo subito il video e subito tutto, capito? Quindi in anteprima ci sarà questo brano che porta come titolo L'avventuriera. Già incuriosisce questa cosa. Già abbiamo fatto un arrangiamento, una parte del video, tutto, già la canzone già è pronta. Ragazzi, abbiamo fatto Ambressa. A me così piacciono le cose. Ambressa, l'avventuriera. Carmelo D'Alessi. Grazie. Sarà il suo modo di fare, t'appiccio fuochi del bene, ti sballa tutta la vita e non ti fa più capire. Un'avventuriera d'amore, tra whisky e coco ogni sera, io ci perdevo sto cuore con questo modo di fare. Lei mi diceva, per me sei la storia più importante, solo voi io capisco perché mi parlavo con l'occhio per terra, io attaccavo più forte a stivate, era tutto sbagliato, nata storia per nudo, ma come era brava
fare. Soltanto un cielo che chiaglia, ma l'estate è venuta, ridammi un po' dei miei giorni, si non chiaglia pure io, chissà da dove è venuta, con questo modo di fare, mi razza a te posto mio, saprai così che si muore. E mi diceva per me se la storia più importante, solo io capisco perché mi parlavo un po' troppo di te. Io mi attaccavo e tu portasti vasi, era tutto sbagliato. La storia è perduta, ma come era brava col suo modo di fare. E mi diceva per me se la storia più importante, solo io capisco perché mi parlavo con l'occhio per terra. Io mi attaccavo e tu portasti vasi, era tutto sbagliato. La storia è perduta, ma come era brava con il suo modo di fare. Grazie. Venturiera, Grazie, Carmelo grazie. D'Alessi, Grazie. in anteprima questo singolo che stiamo aspettando le ultime riprese e poi sarà ufficialmente fuori. Molto Sì. bello, diciamo che sei ritornato con questo brano. Sì, no, ti ho detto, l'abbiamo fatto ampresso, Vincenzo la fa, no, questa la voglio io. Ah, gliel'hai detto tu, se l'era preparata per lui? Sì, sì. No, Gliel'hai io- fregata? Sì, gliel'ho fregata. Bravo papà, bravo! Vabbè, sicuramente ci sono anche tante novità per Vincenzo che adesso gli vado a curiosare. Sì. Comunque è bello, credo che insomma 2 settimane sarà fuori? Questa? Sì. Tempo Ma che anche- finite sì, i no, no, ma anche- due, dai, 2. anche prima, facciamo Anche- 2, No, sì. io 2 ti do il tempo massimo. Stiamo Dai, facendo aumenta tutti la gli voce. artisti, facciamo un video e lo pubblichiamo, facciamo un video e lo pubblichiamo. Bene, Così. la nostra agenzia Anima Stiamo- Spettacoli si sta muovendo Ora è abbastanza uscito bene. quello di Quadarella. Che dopo ce lo farà Dopo ascoltare, ce dopo lo farà vediamo. ascoltare. Curiosiamo. Insomma, ragazzi, ci sono tante E l'ha belle scritta novità. sempre Vincenzo insieme a Filippo Ippolito. Bene, quindi dopo andremo ad ascoltare anche quest'altra diciamo canzone. Intanto questa approvata, ci piace l'avventuriera. Complimenti Ok. Carmelo, ci vediamo dopo come sempre. Sì. Grazie a lei Buonasera, della buonasera. fantastica agenzia Anima Spettacoli. Grazie Carmelo, dopo ne parliamo. Allora, ovviamente, visto che abbiamo parlato che è stato anche autore di questo brano, ma noi lo conosciamo soprattutto come artista da quando era piccolino e sapete che è parte importante dell'agenzia Anima Spettacoli, direi di accoglierlo con un forte applauso, Vincenzo D'Alessi. Buonasera, buonasera, ciao Mary, buonasera a tutti. Buonasera. Bello il nuovo look. Ciao Salvo. È arrivata l'estate e ci siamo con il nuovo look, bello, mi piace, ti sta bene. Sì, basta, c'è troppo caldo. Sono non si d'accordo può con stare. te. Bello il brano che hai scritto a papà, molto molto bello, complimenti, Grazie. bravo. Una bellissima penna quella di Vincenzo, poi dopo andremo ad ascoltare anche quello di Francesco, ma sono curiosa, hai scritto anche qualcosa per te? Sì, certo. Quella era tua, mi ha detto, che te l'ha fregata. Praticamente sì. Ah, complimenti. Non ci farò ascoltare più niente la prossima volta. Prima digli, io sono pronto per registrare. No, vabbè, ma non è un problema. No. Lo so, Anzi, ci mettiamo mancherebbe. d'accordo, dici questo lo fai tu, questo lo faccio io, non è un problema per noi. Adesso Anzi, ci troviamo molto... d'accordo. E vabbè, certo, siete cresciuti insieme musicalmente, cioè a parte la vita, ma anche musicalmente parlando stai crescendo con lui, ovviamente. Senti, e tu ci sono novità imminenti, nel senso ci sarà qualche brano in uscita oppure arriveranno dopo, diciamo, il periodo estivo? Ci sono 2 brani che li abbiamo già registrati. Ok. E stiamo aspettando che vogliamo comunque fare anche un paio di riprese del videoclip. C'è anche un duetto
C'è anche un duetto con una ragazza. Quindi con una voce femminile. Bene, non chiediamo altro perché altrimenti spoilereremo troppe cose, lo faremo poi più avanti, che ancora abbiamo tempo e spazio. Adesso quale brano? Facciamo 2 brani, sei d'accordo? Quale brano ci fai ascoltare? Bella da morire. Ok, l'altro il mio cavallo di battaglia. Lo dedichiamo a tutte le belle, a tutte le donne perché siamo tutte belle. L'altro lo annunciamo dopo. Sì. Maestro Salvo, lei è pronto? Pronto! Ve lo lascio per voi, Vincenzo D'Alessi. Grazie. Venevo tutte sere a famore in Dorione, ma non viene più e tu l'aspetti ancora, e ti aspetti il rosa, ti faccio il balcone, pure il suo compleanno, e se sei scordata già, tu non lo pensavi, tu non lo chiamavi, l'amore all'improvviso, o cuore va a scoppiare. Bella da morire, mi fate una storia, l'amore per arriva e niente può fermare. Bella da morire e non c'ha mai tenuto, facevo innamorato solamente per mi dare. Chiama la tua amica, mo battendo tua balla, ci sta vita fuori, mo dura una po' bruciata. Donna, sia forse che sta vita bella da morire, sono solo rinde casa, non si no peccato, non si nata per sbagliare. Pieno mare rinda all'occhio, tutto il mondo sa buona, che poi come te non si nasce nata volta, tu non lo chiama, tu non lo pensa, l'amore all'improvviso, o cuore va a scoppiare. Bella da morire, mi fate una storia, l'amore per arriva e niente può fermare. Bella da morire e non c'ha mai tenuto, facevo innamorata solamente per mi dare, per mi dare. Sempre bellissimo Grazie, questo brano. Grazie. Vincenzo, è vero, è uno dei tuoi cavalli di battaglia ed è sempre bello, sarà il ritmo, sarà il testo, sarà tutto lì insieme. E ti posso dire pure quella che mi piace di più. Vero? Che comunque è una canzone che puoi strafare, puoi anche cantarla normale, è una... Diciamo che non è perché è mio, però è bello. È vero, ti permette di giocarci parecchio con questo brano. Sì. Farai qualche altra cosa del genere, pensi? Sì, a voglia. Qualche brano estivo. E quello volevo chiedere, certo. Ce n'è brani estivi in arrivo? Certo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, noi qui attendiamo, stiamo fremendo. Senti, visto che abbiamo hai iniziato la puntata Carmelo, adesso sei arrivato tu, che ne dici se facciamo una fusione? Certo. La facciamo la fusione? Sì. Come fanno Coco e Vegeta? Riapplaudiamo Carmelo D'Alessi. Aspetta che adesso ti aprono, vai, eri chiuso? Avevo spento io. Ok. Avevo spento io. No, volevo fare la fusione. Facciamo la fusione. Facciamo la fusione. Fusione. No, in questo caso la fate con le voci perché comunque è sempre un piacere ascoltarvi insieme, visto che a parte il loro singolo che quando Vincenzo era piccolino hanno realizzato, ma quando vi esibite insieme è sicuramente sempre una grande gioia. E questa sera vogliamo un duetto. Sì, non è proprio un duetto, no, ma un duetto nel senso siccome che è una canzone nuova che lui sta facendo, allora la voglio presentare insieme a lui, capito? Aspetta, quindi un'altra canzone in anteprima? Sì, un'altra canzone in anteprima. Ora andiamo. È tutto sorpresa. Stasera stiamo sfornando.
Allora, il brano sarà solo di Vincenzo. Sarà solo di Vincenzo. Ora stasera la canteremo insieme perché la cantiamo dal vivo e... Quindi ragazzi, in anteprima, non solo in anteprima, che magari di solito si canta in playback, loro la fanno live con il maestro insieme. Vediamo cosa hanno combinato. Questo brano sarà il prossimo che uscirà di Vincenzo? Uno dei due che uscirà. Quindi non si sa se è il primo o il secondo. No. Ma forse anche il terzo. Vi lasciamo così. Sono fuori di testa! Col dubbio. Ci piace, come si intitola? Sexy. Quella, chiappa femmina, tutta per noi è questa. Ascoltiamo. Come sei bella stasera, vuoi farmi morire? La minigonna ti rende più sexy che mai. Con quel rossetto hai deciso di farmi impazzire. È un po' volgare, per questo tu apposta lo fai. Bella mi piglia, mi imbruglia, tu mi abbagli, sei una stella che brilla caduta sulla terra. Bella la luna che balla, stanotte insieme a te. Sexy, questo amore con te diventa maxi. Ho la macchina rotta, prendo un taxi. Son morendo ma voglio di bere con te. Fare l'amore al sapore del fuoco che brucia nel cuore. Mi porti lontano in un posto segreto nel centro di te. Tu mi fai imbrogliare, sei una strega dell'amore. Come sbatto cuore quando poi facciamo amore. Non ci porto niente, si sto male tanta gente. E se noi stiamo insieme per me non esiste che lei. Lo sai che mi fa innamorare, non saprei spiegare. Lo sai voglio stare tutta la vita abbracciato con te. Bella moviglia non troi, tu mi abbagli, sei una stella che brilla caduta sulla terra. Bella la luna che balla, stanotte insieme a te. Sexy, questo amore con te diventa maxi. Ho la macchina rotta, prendo un taxi. Sto morendo ma voglio di bere. Fare l'amore al sapore del fuoco Sexy. che brucia nel cuore. Mi porti lontano in un posto segreto Nel centro di te. Come sbatto cuore quando noi facciamo amore. Non ci porta niente, si sono male danza gente. E chi mi dà insieme per me non esiste che con te. Fare l'amore al sapore del fuoco che brucia nel cuore. mi porti lontano in un posto segreto nel centro di te. Con te. Ho la macchina rotta, prendo taxi. Sto morendo ma voglio di bere. Grazie. Grazie. Hai capito perché l'abbiamo fatta insieme? Sì, mamma che bello. L'ho capito, fantastico tra l'altro. Perché ci sono tante voci. Tante doppie voci. Tante doppie l'ho voci, perciò sentito. per presentarla la dobbiamo fare per forza insieme.
È bellissima, complimenti, mi piace questo sexy e non immaginavo un lavoro del genere, però vedete come si gioca, come è importante realizzare, quanto anzi è importante realizzare un brano, perché se sarebbe stato a secco non si sentiva tutto ciò e invece dietro c'è un lavoro davvero importante. Certo. Complimenti. Perché solo non potevo fare tutte queste. Assolutamente. Lo so, perché quando registriamo c'è Sony che mi fa falla alta, falla bassa, falla così per fare tutti i cori. Esatto. Appunto. Anzi, a breve arriverà anche il brano che l'agenzia Anima Spettacoli ha realizzato per Mary Milani, ragazzi, a cui abbiamo sempre fatto arrangiare con Vincenzo, ovviamente. Vincenzo. In realtà me ne hanno mandate 3, no? Io ne ho scelta una, però ce n'è un'altra che mi sa che me la farò pure mia. Quello che vuoi. Ecco, grazie Vince, è bellissima, a breve arriverà e sentirete tutto. Comunque, bella sexy, ci piace. Prossimo brano in uscita, ragazzi. Tornerai tu, Carmelo, dopo? Certo dopo che torni. E saluteremo Vincenzo tutti. tornerà con altri brani. Saluteremo. Vabbè, dobbiamo parlare anche dell'agenzia prima di chiudere. Fare Quindi, saluti. c'è Saluti. tanto da fare. Vabbè. Lo facciamo dopo? Facciamo dopo. Facciamo dopo? Noi vi ringraziamo Buon proseguimento. e grazie per il sexy che ci piace, in attesa che esca Grazie, ufficialmente. a dopo. Grazie anche al maestro Salvo. E adesso è arrivato il momento del prossimo ospite. Anche lui è parte integrante delle nostre puntate con l'agenzia Anima Spettacoli. È sempre presente quando siamo insieme. Un altro ragazzo con una bellissima voce, lo ascolteremo ancora una volta. Curiosa di sapere se anche per lui stanno preparando dei nuovi singoli. Quindi facciamo un applauso per Daniele Vecchio. Buonasera. Ciao Mary. Dani, buonasera. Ciao a tutti. Benvenuto. Grazie. Come stai? Bene, bene. Io volevo farti i complimenti anche per il tuo ultimo singolo. Grazie. Complimenti. Bomba atomica. Yeah. Grazie, Niente, grazie. salutiamo tutti gli amici di Bella Radio che ci ascoltano, che ti ascoltano, che Ci fanno cui compagnia. tieni compagnia anche tu. E loro fanno compagnia a noi. Dani, senti, qui stanno parlando tutti i singoli, ma te lo stanno creando qualcosa? Sì, certo. Ah, sempre scritta da bene. Vincenzo? Sì, stiamo collaborando con Vincenzo, faremo anche un duetto fine luglio. Qui stanno spoilerando tante di quelle robe, raga. L'agenzia Piano, Anima piano, Spettacoli non si ferma. No, non si è ferma. nata da poco, ma già in pochissimo tempo sta veramente, si sta dando da fare. Complimenti davvero perché certo. un'agenzia seria è una cosa Diciamo mi piace. che tiene tanto agli artisti che ne fanno Sì. parte, è un'agenzia che ci Esatto. crede e che vuole portarli avanti e questa è Perfetto. la cosa più bella. Allora, stasera cosa ci canti? Ne facciamo 2. Sì, facciamo intanto una cover del maestro Nino D'Angelo, perché è doveroso cantare sempre una canzone del maestro D'Angelo. E quale scelta? Secondo me. Mente Cuore. L'altra l'annunciamo dopo. L'altra è una canzone mia che poi l'annunciamo dopo. La fai tu, l'annunci direttamente tu. Ragazzi, ve lo lascio con questa bellissima Grazie. cover. Daniele Vecchio. Sì. Non ho vero che è fornuto tu sai che ti indaraggi e chi non sa vogliamo che come cagna le giornate quando tu e fugagna quando freddo in culla a gira libertà. Il tenore sempre un'ora un po' di più quando è notte sta asciugata pure tu. Questa guerra mente cuore quanto tempo durerà. Io l'ho persa e forse tu l'hai vinta già. Se stanotte ti mettevamo chiudo l'occhio e mi vengo a cuccare e mi addormo su nanno da sai che hai ragione che sono conosceva ma quella che ti ingavo te tu sei sempre tu e nessuno è meglio te. Te lo giuro su chi sai che
cambierei, con il mio perdono io ce la farei, ce la farei. Io non so più cancellarti, nei miei occhi ci sei tu, e nei miei domani ancora e sempre tu. Se stanotte ti metti paura, chiudi gli occhi e mi venga a cuccare, e mi addormo su nanna che stai qua. Hai ragione che sono cresciuto, ma quella che ti venga a vedere, tu sei sempre tu e nessuno è meglio di te. Che ti venga a vedere, tu sei sempre tu e nessuno è meglio di te. Grazie. Prossimo brano, una mia canzone. Mi squillo sul telefono, che sei pronta già. Sono giù dentro la macchina, scendo te voglio passare. Dentro te, dentro me, c'è un'emozione che mi dà di più. Basimo stasera, non lo fermare. Mani sul vestito, tu sei nuda già. Ma sa stu tempo solo da abbracciare, adesso ancora vicino a me. Giurami che non puoi perdermi, io ti voglio già sposare. Sei una donna inimitabile, non ti devo assomigliare. Dentro te, dentro me, c'è un'emozione che mi dà di più. Basimo stasera, non lo fermare. Mani sul vestito, tu sei nuda già. Ti accarezzo l'anima, io dentro di te. Giuro che è bellissimo star vicino a te. Ma sa stu tempo solo da abbracciare, adesso ancora vicino a me. Ti accarezzo l'anima, io dentro di te. Che è bellissimo star vicino a te. Forma sa stu tempo solo da abbracciare, adesso ancora vicino a me. Grazie. Daniele Vecchio, bellissimo singolo. Grazie. Dani. Mente e cuore di Nino D'Angelo la conosciamo, ma anche il tuo singolo è molto Grandissimo. bello. Davvero complimenti. In attesa delle nuove uscite, perché appunto Certo. diciamo che si sta lavorando. Vuoi spoilerare Sì. qualcosa o non vuoi spoilerare nulla? Sì, avremo questo duetto, poi c'è un altro mio brano che già ho fatto sull'album Mille Favole. Lo stai rivisitando? Lo sto rivisitando grazie alla collaborazione con l'agenzia Anima e Spettacoli SC. Bene. Cosa dire di più? Niente, perché se no spoileriamo troppo. Quindi va bene così al momento. Un bacio grande a tutti. A dopo, Dani, Ciao, perché ciao. ti riascoltiamo. Grazie.
Adesso è arrivato il momento di un altro ospite, un altro artista che anche lui ormai è diventato parte integrante della puntata, perché fino adesso, da quando abbiamo iniziato le puntate con l'agenzia Anima Spettacoli, lui è sempre stato presente con grande piacere, tra l'altro, perché in tanti vi siete ricordati, stiamo parlando di un artista che cantava parecchio tempo fa, poi si è perso, adesso è ritornato, tante novità in arrivo, adesso ne parleremo con lui. Facciamo un forte applauso a Francesco Quadarella. Buonasera, ciao Mary. Ciao Francesco, bentornato. Come stai innanzitutto? Bene, bene. Sono contenta. Un po' caldo, ma si tira avanti. Sì, il caldo è parte integrante del periodo estivo e a me piace, io ne godo a 360 gradi, perché io in inverno soffro il freddo ma in estate non soffro il caldo, quindi prediligo la prediligizzazione, il caldo. Allora Francesco, senti, prima mi hanno spoilerato questa cosa che c'è anche per te un nuovo brano scritto da Vincenzo. Sì, questo qua è quello nuovo che abbiamo fatto, è del maestro Filippo Ippolito e Vincenzo. Che è bravo L'hanno lui. scritto tutte e due. Che bravo. Adesso ci sai. Stasera lo presenterò completo, perché la prima volta abbiamo fatto solamente la canzone. Ora questa sera viene presentato ufficialmente con tutto il video ufficiale. Quindi ragazzi lo riascoltiamo. Iniziamo adesso proprio. Questa sera sto facendo, diciamo, un riepilogo di alcuni brani che ho fatto tanti anni fa. Un ripasso. Li stai facendo sempre per com'erano o li avete No, questi sempre per com'erano. Per com'erano. Perché siamo in preparazione di brani nuovi, non possiamo fare tutti remake, esatto. Quindi tutte novità, è bella questa cosa. Quali hai scelto stasera di fare ascoltare? Date una calmata Carmè. Iniziamo così? Sì. E allora ragazzi, con grande piacere, sicuramente in tanti ve lo ricordate questo bellissimo brano, ascoltiamo Francesco Quadarella. Siete distratti dalla regia. Date una calmata Carmè. Quando a voce che mi racconti tu, da che caso struzzo che mi faccia da pugnare, ti volta con papà asciugare a me. Se non fai a bravo, se non mi rispetti, non mi perecchio. Datti una calmata, cara me, non so di casa fa broglia. Se pensate mi fai corna, non da passa, riscia a buschi, o sai che sono antica, non potessi perdonare, non sbaglia possibile. Datti una calmata, cara me, non scendere senza mi fa sapere. E resta chiuso in da casa, non divento ricca donna. Sono geloso che ti guardo, sono geloso pure con l'aria cara me. Amore ma non ci stai tu, e mamma tu non sape manco chi lo va da te, e te voglio sempre cara a me, e tu te ne approfitti che ti voglio troppo bene, non mi pensi tu. Datti una calmata cara a me, non so un po' tipo che si fa brugliare, se pensate mi fai corna non da passa, liscia a busca, o sai che sono antica non potessi perdonare, non sbaglio possibile. Datti una calmata cara a me, non scendere senza mi fa sapere, e resta chiuso in da casa non ti mettere in capolla. Sono geloso che ti guardo, sono geloso pure l'aria cara a me. Chiusi da casa non ti mettere il capote, sono geloso che ti guardo, sono geloso pure l'aria cara a me. Grazie. Facciamo la presentazione del brano quello nuovo, dal titolo Carcerato, dedicato a tutte le persone lontane da casa. Ho voluto omaggiare a tutti quelli che stanno lontano
da casa. Grazie. Certo, già è stato pubblicizzato, comunque si trova su YouTube e su tutti i canali del genere, sì. Che non si addorma, esce da te penso. Un te minuto e chiella non passano mai. Perché sta chiusa da sti cancelli. Perdono punto il l'amore che sta vita. Gira passaggio e non trova speranza, e a casa volesse tornare. E non c'è nada, volesse tornare di tua passata. E lunga notte che esce da te pensa, volesse tornare a casa in un momento. Ma abbracciamo chi mi sta aspettando. E si fa la rabbia sola, non si vede. Si fa che offrire la vita in una stagione. Si guarda l'orecchio, non passa mai. Si fa che lunga vita e cara cerata. E se ne va da 2 giorni che non serve a niente, rimane chissà. E cerata, volesse tornare di tua passata. E lunga notte che esce da te pensa, volesse tornare a casa in un momento. Ma abbracciamo chi mi sta aspettando. Che freddo in questa cella scura, e pensieri miei non si fermano. Pensa ai figli miei che volessero stare vicino a me. Non vedo l'ora di tornare e non ve la sa mai più. Francesco Quadarella con questo brano che sicuramente in tanti stanno sentendo in questo momento. Complimenti Francesco. Grazie. Altro brano molto 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 bello questo. Questo è nuovo. Ho voluto ritornare facendo omaggio a tutti i carcerati che ci sono nel mondo. Esatto, e devo dire che sei tornato alla grande, tra l'altro abbiamo visto anche il video in anteprima perché ogni volta invece il video non ci stava, quindi ufficialmente fuori. Lo potete trovare da questo momento, anzi già da qualche giorno, su tutti i canali YouTube e su tutti i cosi digitali. Allora Francesco, complimenti sempre. Grazie. Ritornerai dopo da noi. Ci vediamo dopo, sempre Ok? con un altro brano Vecchio? Vecchio, ritorniamo al passato, a noi Ciao. non ci dispiace. A dopo Francesco Quadarella, grazie. Franci, quando esci chiudi la porta. Allora, dato che comunque anch'io faccio parte dell'agenzia Anima Spettacoli, adesso vi vado a presentare un mio brano. E da quando abbiamo aperto ufficialmente tutte le puntate con l'agenzia abbiamo sempre cantato Bomba Atomica. Questa sera abbiamo deciso di cambiare, anche perché Carmelo mi ha detto che gli piace particolarmente
terzultimo singolo, quindi gliela voglio dedicare con tutto il cuore. Solo noi oggi ce l'ascoltiamo, la dedico anche a tutti gli innamorati, a tutti voi che siete lì e a tutti i miei amici, a Vincenzo gliela dedico, a Peppino, a Orazio, a Francesco, insomma a tutti. Andiamo con Solo Noi, ritorniamo allo scorso anno. So che mi pensi, anche quando non ci sei. Che proviamo, lo sappiamo solo noi. Giro per la città, ma manchi solo tu. Tra mille persone sai, io vedo solo te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Ogni passo che faccio mi porta verso te. Anche se lontani nel mio cuore solo tu. Cerca il tuo sorriso in ogni volto che passa accanto a me, ma nessuno è come te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Ed io, insieme non c'è niente di più. Ogni giorno è un sogno se ci sei tu. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Questa era Solo Noi, quanto è bella, raga, a me mi piace tantissimo. Grazie a tutti, dedicata con tutto il cuore. Carmelo, soprattutto a te. Allora, adesso si ritorna a cantare con gli artisti che abbiamo ascoltato fino adesso. Quindi direi di far tornare Daniele. Sì. Facciamo ritornare Daniele Vecchio. Sconvolgo la scaletta. Loro non se lo aspettano, ma siccome io sono matta, io sono matta. Dani, accenditi. Ci sei, ok? Sì. Io sono matta. Io sono fuori di testa. Dai. No, ma io faccio così. Se ci sono queste cose, è il bello della diretta, allora guarda. Esatto, tutti i migliori, poi dice un grande, sono matti. Quindi, ed è vero, bravissima. ed è assolutamente vero. Giustissimo. Allora, Dani, visto che qui ormai ci siamo scaldati, si Sì, canta, certo. si ricanta, vogliamo un altro brano. Va bene, facciamo l'ultima occasione. Come l'ultima occasione? Le occasioni devono no, sì, ogni tanto devono essere le ultime. Diciamo che l'ultima, poi non è l'ultima, è una delle ultime. Ogni tanto ci sta. Dai, Daniele Vecchio. Grazie. Come un matto in tutta la città, col volume della radio a palle ancora tu. Se ti chiamo non rispondo, non mi può parlare. Forse ti ho stancato, forse la mia gelosia. Se ci penso bene sì, come mancasse tu. Non mancasse l'aria se io respiro in curva a me. Con la tua dolcezza in tutto quello che tu sei. Mi hai fatto felice, so sempre colpire da te. Ma stavolta giuro che sarà l'ultima volta
cerco di cambiare, non ti perdo, non ti mollo. Vivere una vita senza te che senso ha? Come una canzone fatto tempo non ci sta. Sto facendo in strada dove ci siamo innamorati, sto passando pure a dove ci siamo appiccicati. Quando tu mi dici basta non ne posso più, io ti amo ma forse non ci capiamo più. A sera a notte, guarda non passa mai, ogni giorno ti pensi, no pensiero mio sei tu, sei solo tu. Se ti trovo giuro ti convinco a stare con me, l'ultima occasione che ti cerco me li dà. Sono scemo sacci certe volte che già fa, solo con pensiero che ti perde non mi sacci controllare. Ma stavolta giuro che sarà l'ultima volta, cerco di cambiare, non ti perdo, non ti mollo. Vivere una vita senza te che senso ha? Come una canzone fatto tempo non ci sta. Sto facendo in strada dove ci siamo innamorati, sto passando pure a dove ci siamo appiccicati. Quando tu mi dici basta non ne posso più, io ti amo ma forse non ci capiamo più. Sera notte, guarda non passa mai, ogni giorno ti pensi, no pensiero mio sei tu, sei solo tu. Vecchio, bellissimo quest'altro brano, complimenti. Grazie. Dani. Allora, poi vi faccio tornare in chiusura per la foto, però i salutini facciamoli adesso. Sì, certo. Se c'è qualcuno che vuoi salutare. Tutti i miei amici, tutti chi mi segue su TikTok, Daniele Vecchio ultimo profilo, tutti gli artisti dell'agenzia Anima. Spettacoli. Carmelo, Salvatore, Vincenzo D'Alessi, il mio nipotino. Capito? Un bacio grande e tutti ovviamente gli ascoltatori di Bella Radio. Tutti belli di Bella. Grazie Va Dani, bene? ci vediamo dopo in chiusura, Ciao, va bene? ciao. Grazie a Daniele Vecchio. Adesso direi che è il momento di farlo tornare perché prima ci aveva promesso, anzi ci ha promesso che avrebbe fatto ascoltare un altro brano di qualche anno fa e io sono curiosa di sapere. Quindi lo riaccogliamo nuovamente, Francesco Quadarella. Aspetta che ti attivo. No, vai, non ti preoccupare. Hanno sbagliato di là, vai, tu fai 1, 2, 3, pro. Sì, prova di nuovo, sì. Eccoti. Ogni tanto loro giocano con i pulsantini, ce lo fanno apposta, capito? Sono dei mattacchioni furfantelli. Allora, stavamo dicendo, Fra, abbiamo riascoltato un brano vecchio e un brano nuovo. Adesso hai detto che ci regalerai un altro brano vecchio, anche perché i brani che le persone si ricordano sono veramente tanti, quindi andarli piano piano li ricanteremo tutti, non vi preoccupate. Adesso quale hai scelto? Se tu facessi amore con me. Come mai hai scelto proprio questo? È bello, movimentato. Visto che siamo in vista dell'estate, dice ci diamo un po' di pepe e un po' di sale. E allora ragazzi, se tu facessi amore con me, chissà cosa succederebbe. Francesco Quadarella. Se ti che passa, sai la pressione a numero sull'atto 40. Ti voglio accarezzare, sta faccia che mi fa, muore passione che si corre, pazze di che. Si buona a ballare, non tiene difetti, tutte cose dire tu. Immagini in dolette, tutto a nure, di un infarto fai venire. Facessi amore con me, ti pigliassi piano piano, ti spogliassi roce, ridoscolo a cominciare a te passare.
con la donna e con le calze per farmi eccitare un po' di più. Se tu facessi amore con me, ti pasassi piano piano che sto cuore roce, mentre in mano pagare resto non posso. Sotto proprio l'anda che non posso casare tu nell'intimità. Sposato già, mi piace da suonare e tutte le notti io mi sento male a te pensare. Ma se sapesse tuo marito che mi piace io avessi cagnare da me. E tieni strette e poi gelosa e poi anche ti tocca a te. Se tu facessi amore con me, ti pigliassi piano piano, ti spogliassi roce e ti oscura cominciassi a te massare. Ti spogliare il provocante e ti facessi con la donna e con le calze per farmi eccitare un po' di più. Se tu facessi amore con me, ti pasassi piano piano che sto cuore roce, mentre in mano paparesso non posso. Sotto proprio l'anda che non posso casare tu nell'intimità. Grazie. Altro brano che ci ha riportato indietro, bellissimo. Complimenti Francesco, belli, brani belli. Comunque nonostante siano datati, sempre gli arrangiamenti sono attuali, si possono, insomma, vanno con i tempi. Ancora sono un po' orecchiabili ci Esatto, è bello quest'altro brano, hai fatto bene a riportarlo. Allora Fra, anche tu ritornerai dopo per la foto, però se vogliamo fare qualche saluto facciamolo adesso. Saluto a tutte le persone e tutti i telespettatori che ci guardano da tutto il mondo, giusto? Certo. E tutti quelli che ci seguono. Ringraziamo sempre l'agenzia Anima SC Spettacoli per darci questa sempre possibilità. Voglio salutare il mio produttore Filippo Ippolito dell'APF Record e ci vediamo dopo perché ci sono delle novità. Certo, io non lo volevo dire, però ti sei fatto scamare. No, non lo dico. Va bene, dai, va bene, a dopo. Ciao Francesco, era una surprise. Va bene, non avete capito niente voi. Allora, adesso manca un altro pezzo, no? Io ve l'ho detto, avevo stravolto, anzi ho stravolto la scaletta perché ogni tanto sono fuori di cabeza, quindi combino queste cose, ma io lo rivoglio qua e vediamo un pochino cosa ci regalerà stasera. Quindi facciamo ritornare Carmelo D'Alessi insieme al maestro Salvo. Eccolo maestro. No, volevo... che c'è? No, sono voluto ritornare perché gli volevo dare una risposta a Francesco Quadarella. Sotto, com'è la canzone? Sotto. Ora io invece ti faccio piffero così. Capito? Ecco, la svelata. Allora, raga, le canzoni di Carmelo sono sempre bellissime. E piffero è un altro brano meraviglioso. Sei pronto a riproporlo? Pronto, raga, per tutti quelli che se lo ricordano. Carmelo D'Alessi. Grazie. Io faccio il musicista per mestiere, sempre lontano dalla mia città. La mia ragazza non è più contenta, la mia mancanza sente sempre più. Per dare vita ancora al nostro amore,
da più di un anno se mi sa studiare uno strumento veramente raro e a forza insieme a me lo vuoi suonare. E per farmi dispetto il piffero l'ha scelto, quando lo prende in mano lo prende piano piano, con garbole lo tocca, poi se lo mette in bocca, è uno strumento a fiato e di fiato le ne ha. Le mani su su su, le mani giù, come farfalle le sue note vanno su, le mani giù giù giù, le mani su, e come il suono giuro fa toccare il blu. Il piffero di letto lo porta pure a letto e spesso in da nottato si scende e può suonare sì o no, può suonare sì o no. La mia ragazza adesso è assai contenta perché sempre con me lei se ne sta, e quando impugna il piffero è maestra, ogni occasione è buono può suonare. Ha contagiato anche le sue amiche e tutte quante mo vogliono provare il suono dolce di questo strumento, ma quando siete tu fa consolare. E per farmi dispetto il piffero l'ha scelto, quando lo prende in mano lo prende piano piano, con garbole lo tocca, poi se lo mette in bocca, è uno strumento a fiato e di fiato le ne ha. Le mani su su su, le mani giù, come farfalle le sue note vanno su, le mani giù giù giù, le mani su, e quando suona giuro fa toccare il blu. Il pifferion di letto lo porta pure a letto e spesso in da nottato si scende e può suonare sì o no, può suonare sì o no. Il pifferion di letto lo porta pure a letto e spesso in da nottato si scende e può suonare sì o no, può suonare sì o no. Ah, che suonata! Grazie. Alla fine l'ha suonato sto piffero, e che suonata bellissima, Carmelo. Grazie. Questo brano è sempre bello, complimenti. Grazie. Complimenti. Allora, prima di fare tutto, e parliamo anche un secondino dell'agenzia Anima Spettacoli, io vorrei tutti i ragazzi qui, così facciamo subito la foto. Quindi facciamo ritornare sul palco Vincenzo D'Alessi, Francesco Guadarella e Daniele Vecchio. Eccovi ragazzi, siamo ritornati, siamo tutti bellissimi. Salvo, mettiti pure tu vicino a noi, perché è arrivato il momento della foto. Allargatevi, allarghiamoci. Guardiamo tutti i C'è sonni. un po' di spazio per il maestro Salvo? Certo, guardiamo tutti i sonni. 1, 2, cheese ragazzi, olle! Come sempre le foto le troverete sulla pagina Facebook e Instagram di Bella Radio. Allora, prima di andare con i saluti, parliamo un attimino, se Sonny guarda lì, parliamo un attimino dell'agenzia Anima Spettacoli, questa fantastica realtà che, come sapete, è nata già da qualche mese ma già sta dando tantissimi risultati. Quelli di stasera sono alcuni degli artisti, siamo alcuni degli artisti che potete trovare nell'agenzia Anima Spettacoli, ma come sapete ne potete trovare davvero tantissimi, dai più grandi ai più piccolini, potete rivolgervi direttamente a loro. Giusto, per tutti gli eventi, compleanni, feste di piazza, feste private, battesimi, matrimoni, serenate, organizzazioni, insomma ragazzi, ci sono tutti, di tutto e di più. Quindi l'agenzia Anima Ma già stiamo avendo tante soddisfazioni, ecco, sia dei cantanti sia delle persone che ci chiamano. Già abbiamo cominciato a fare dei eventi, abbiamo fatto serate, insomma di tutto e di più, e sono tutti soddisfatti, e soprattutto ragazzi li troverete su la pagina TikTok Anima Spettacoli, li vedete. Esatto. Voglio salutare un mio amico, grande cantante, Franco Stago, che mi ha onorato di fare una dedica su TikTok per noi. Un abbraccio. Salutiamo, un'altra bellissima persona, Franco Stago, Franco Moreno, Vezzosi, cioè sono tutti dei big, nomi importanti, ma veramente dei signori. Allora,
e ci sono delle novità. Stavo dicendo, a Sì. presto faremo qualcosa anche con Franco. Oh, capito? Tenetevi pronti. Insieme ai nostri artisti, giustamente. Oh, è normale. L'agenzia Anima Spettacoli si sta preparando per tantissime situazioni molto interessanti che ovviamente riguardano tutti voi che ci seguite da casa e tanti altri artisti importanti. Volevi dire Che ci sono in preparazione tanti brani per tutti gli artisti che ne fanno parte. che giorno 4? E 4 di agosto ci sarà una bellissima serata che vede come protagonista il nostro Vincenzo pronto con la band. Ancora la location non ve la sveliamo, già vi abbiamo detto che comunque sarà a Catania, questo lo possiamo dire. Ci saranno, la possiamo, l'altra volta io non la volevo dire, oggi la vogliamo. Di lato la location. Al Rinascimento, Ecco. a Catania. L'abbiamo svelato, quindi il 4 di agosto non prendete impegni perché c'è questa fantastica serata al Rinascimento. Vincenzo D'Alessi e tutti gli artisti ovviamente tutti noi. che fanno parte dell'agenzia Anima Spettacoli. Va bene, allora ragazzi, voi volete salutare qualcuno, Carmelo, che non ve l'ho fatto fare? Perché Salutiamo ragazzi, a tutti quelli che ci conoscono, a tutti quelli che ci seguono e tutti quelli che ci seguiranno. seguite i nostri ragazzi. Adesso questa sera concludiamo con un mood diverso perché ancora non era successo. Ci sarà un duetto, non è il duetto la canzone, un duetto di esibizione di Vincenzo con Francesco. Questa sera si chiude così. Con quale brano concludiamo? Innamorate te. L'agenzia, anzi il programma con l'agenzia Anima Del grande Spettacoli. maestro Mario Merola, diciamolo. Ed Enzo Di Domenico. La puntata con l'agenzia Anima Spettacoli vi dà appuntamento alla prossima. Diamo la buonanotte a tutti e seguiteci sempre. Ciao ragazzi, alla prossima! Buonanotte. Ciao Buonanotte a Vincenzo tutti. D'Alessi e Francesco Quadarella. Nottata chiara, ferme minuti, in un riposo più, come trista chi va bene come me. Francesco. Ma sono innamorata di te. Come posso dire se tu appartieni o meglio amico mio. Anzi incontrato ma perché? Ma che destino, ma che sono sincera, non posso volere bene. Ma chiagnere in tuo cuore sti parole che non ha scritto mai. Amore mio, che vorrei sì per me. Ma sono innamorato di te, ma te l'ha già detto, super amico mio. Un abbraccio a tutte le persone che ci seguono. Un bacio a tutte le persone Grazie sempre. che ci guardano. Grazie a tutti. Dacci un condonato ma perché? Ma che destino. Ma sono innamorato di te, ma te l'ha già detto, super bene con te. A te
era un improvvisato, non era in programma. Va bene lo Grazie stesso, a è tutti. bellissima. Grazie Francesco. Buonanotte a tutti. Buonanotte.